Buonasera a tutti ragazzi, oggi ancora due forti scosse di terremoto. Stavolta hanno colpito i Balcani. La prima scossa ragazzi è stata in Romania, poi la seconda in Bosnia, scatenando il panico nelle zone più vicine giustamente all'epicentro. La scossa in Romania più o meno, no più o meno, è stata alle 9 in punto di stamattina, quindi è stata una magnitudo 4,5 con epicentro nella città di Foksani. È stata sentita anche a Brasov, che come ben sapete ragazzi è un grande, diciamo, centro metropolitano della famosa Transilvania, quella di Dracula, quindi ancora. Poi ragazzi nel primo pomeriggio alle 15:01 15:01 un'altra scossa più forte ha colpito la Bosnia, stavolta magnitudo 4,8 e la profondità ragazzi di poco, 7 km,6 metri. La scossa si è verificata a Tuzla, diciamo nel nord-est diciamo del paese ragazzi, al confine tra la Croazia e la Serbia, e qui si temono danni nelle zone dell'epicentro. Ancora purtroppo non ci sono aggiornamenti ragazzi su questo, comunque si temono danni, non si sa a cosa, o a persone oppure edifici, case, non lo sappiamo di preciso. Hai fatto bene Michele. Quindi diciamo che doppia scossa di terremoto nei Balcani, in effetti, Romania e Bosnia, anche se in orari diversi, quindi la seconda, quella più forte, è stata non perché è più forte, perché la profondità era, diciamo, sì, Livia, ce ne sono proprio un sacco. Ciao Isabella. Ragazzi, questa è doppia scossa nella stessa area, diciamo, i Balcani, in effetti. Ma che ne so, Susanna, qua ogni giorno esce una novità, quindi adesso proprio l'ho vista questa notizia, guarda. Quindi doppie scosse, pure l'hanno sentita anche in Transilvania, la famosa città di Dracula. Secondo me questo terremoto avrà fatto svegliare Dracula, ragazzi. Dice che sta succedendo. Veramente non si capisce più nulla, amica, tieni ragione, quindi diciamo poi quest'altra qua, la seconda è pure, capisci, tra i confini Croazia e Serbia, quindi è stata sentita sia qua e sia là, quindi però è stata poco profonda, diciamo, allora si è sentita moltissimo, quindi perciò qui hanno scritto si temono danni nelle zone più vicine all'epicentro, quindi però purtroppo ragazzi come sempre le notizie sono limitate in effetti. Ciao, grazie, ciao Giudi, ciao Aurora. Sì, però si sta ribellando un po' troppo, questo è il problema. Non è il problema, è che purtroppo tutti i giorni ci sono. Capisco che uno può dire vabbè, i terremoti ci sono sempre stati, ci sono non è un problema. Sì, ma il problema è che qua stanno aumentando. Ciao Lupus. Tutto bene? Quindi il problema è che stanno aumentando, ragazzi, non è il problema i terremoti, tutti quanti, qualcuno dice, ma ci sono sempre stati, sì, ma non così, ragazzi. Io mi ricordo, tanto per fare esempio, nell'86 mi ricordo quel terremoto che ha fatto. Non è come qua, che qua tutti i giorni succede un guaio. Ah, 2.1, sì, questa vedi, come vedi, questa non ne parlano nella TV, non parlano di nulla. Sembra questa qua, tanto per dirti, Michele, io ho controllato l'IGV, non lo portano. Ciao Anastasia, quindi buonasera. Quindi diciamo che molte volte non ci sono le notizie, ragazzi, non le mettono proprio. Quindi l'ultima volta, ad esempio, quella, ti ricordi la scossa nel Regno Unito di 6.6? Che io non ho fatto il video. Non avevano detto nulla, ragazzi, ma zero.
e da più di 2 ore se non c'è il corrente. L'opus da finisce ogni volta, da te piove sempre qua mai. È una maledizione proprio. Ma non è vero, state zitti, anche qui ha fatto un po' di pioggia, ma ti giuro, sai quanto? Che era meglio se non pioveva, guarda, ha fatto 2 gocce d'acqua. No, ha fatto proprio 2 gocce d'acqua, stiamo peggio di prima, cioè, ma non è che ha fatto, sai, quelle scaricate, poco poco alla volta e poi ciao paghi. Non ha fatto nulla, quindi la situazione è peggiorata qua. Cioè, ma tutto il caldo adesso che stava a terra, adesso sta in aria. Cioè, non è ha fatto 5 minuti, tic tac, e che... E dopo ogni volta tu mandi sempre sta tempesta, sta cosa, ma non ci sta mai niente. Vabbè ragazzi, questa volta speriamo che qua in Bosnia non ci siano danni, perlomeno da come hanno detto. Sì, sì, ha fatto 2 gocce d'acqua che ti giuro io preferivo se non faceva nulla perché non si è rinfrescato, cioè è durato 2 minuti ragazzi a orologio, non si è neanche bagnata la terra, quindi ciao Maria Pia. Quindi al finale ragazzi dicono ma qua io sto in Africa Lupus, qua è diverso da te. Io sto in Africa, qua è Africa a me. Sì, sì, ma Livia, guarda, la maggior parte della TV io a volte verso le 8:30, 9 vado da mia mamma e ci sta sempre il telegiornale che mette papà. Ma ti posso garantire che non ho mai sentito nulla, nulla, zero. Sì, ha fatto 4 gocce d'acqua, quindi è peggiorata la situazione. Quindi stiamo proprio messi male proprio. Difatti ci sta il sole, mo ragazzi, pensate un po'. Io stamattina ho fatto un video dove il cielo era tutto cupo, ho detto "E quando piove qua, là, e è rimasto così tutto, diciamo, il giorno. Poi ha fatto un po' di acqua e mo sta il sole, esco pazzo ragazzi, non ce la faccio più. È pazzesca sta cosa, cioè questo mi fa da uscire pazzo a me. Cioè tutto il giorno è stato cupo, no, grigio. Ha fatto 4 gocce d'acqua ragazzi che non si è sporcato neanche la terra, il pavimento si è... non ci sta l'acqua, si è asciugato subito. E mo ci sta il sole, non ce la faccio, la verità, Lucas manda qualche cosa, un temporale, un fulmine, saette, basta, manda qualche cosa. E che sto pure a vedere, facciamo la sauna qua, dai, tieni ragione. Guarda, in Finlandia facevamo la fila per andare a fare la sauna, tieni ragione, Lupus. Qua l'abbiamo fatta gratis e ci lamentiamo. La pagavamo 400 euro a settimana per la casa che aveva la sauna. Qua l'abbiamo gratis, quindi pure tieni ragione. Che già sta a fine Romù. Ciao Susanna, sì sì, vai vai, buona cena. Quindi diciamo ragazzi che la cosa sta peggiorando. Appunto, ma Lupus, io là stavo un'oretta, mezz'ora. Già sto facendo 24 ore la sauna qua. Io tornavo dal lavoro, mi facevo la sauna, facevo prima la doccia, poi mi facevo la sauna, poi mi risciacquavo di nuovo e poi mangiavo. Quindi diciamo una mezz'ora, 40 minuti, perché eravamo 6-7 di noi, quindi un po'... Ciao, buona cena a tutti, pure a te. Quindi diciamo che si perdevano 30-40 minuti. Io sto facendo che sono 3 mesi qua, lo posso. Oggi fanno 3 mesi. Questa è una sauna con la ripetizione, è continuo proprio. Mamma mia. Io parlo che sto facendo la diretta a ventilatore a 3, fazzoletto in mano e sto parlando, penso un po'. Con tutti questi vulcani, stamattina ho letto un articolo che dicevano che se lo Yellowstone... questo qua l'ho trovato in, diciamo, come si chiama? Il rumeno, quindi Romania, perciò l'ho messo. Pensa, in Italia non ci sta ancora sta notizia,
perché a parte forse la metteranno, non lo so. Comunque l'ho trovato in Romania, in rumeno. Perciò ho avuto queste due scosse, perché sono andato sul sito normale Notizie Romania, l'ho scritto in rumeno, ragazzi, e è uscita questa scossa di terremoto. Quindi diciamo che la maggior parte dei miei video li vado a cercare anche in cinese, giapponese, quindi poi faccio la traduzione. Poi se ho difficoltà con la traduzione, tipo come il rumeno, ho amici rumeni, quindi amici russi, quindi riesco pure a farmi aiutare, gli mando su WhatsApp quello che sta scritto che non capisco e quello mi manda la traduzione, se ad esempio qualcosa non la capisco. Quindi diciamo che la maggior parte sono siti esteri in effetti, non sono italiani. Poi faccio la traduzione e poi la dico a fatti miei, diciamo, con parole mie. No, no, ma figurati se lo dicono qua, fin quanto tu dici. Qua ad esempio lo stromboli l'hanno perché non si è potuto fare a meno. Sì, sì, allerta gialli, grazie. Io se prendo a quello che fa se glielo ho detto, datemi un'email, una cosa. Devo fare le mail a tutti i media italiani. Gli dovete scrivere, basta ragazzi, non bevete più la sera perché dopo avete le allucinazioni. No, i Balcani, in effetti, Romania e Bosnia. E si è sentita anche un po', diciamo, in Serbia, perché in effetti è stata nella città di Tuzla, ci sta il confine con Croazia e Serbia, capisci? Quindi in effetti i terremoti sono stati due, però il primo è stato proprio in Romania, a Foxani. Ciao Giudy. Il secondo invece è stato a Tuzla, che confina con la Croazia e la Serbia. Però si trova in Bosnia, quindi è un po' complicato. È un casino, ragazzi, perché si è sentita a lungo raggio, questo è il problema, perché era poco profonda, 7 km e 600 metri, allora è stata sentita a lungo raggio. Però si temono danni nell'epicentro, perché lì sicuramente avrà ballato di brutto, perché se si è sentita ai confini, figurarsi dove stava l'epicentro. Quindi perciò loro hanno scritto diciamo in rumeno, si temono danni. Però adesso ragazzi vi lascio, io poi faccio un aggiornamento, perlomeno in questo qua di Bosnia, in effetti questo che ha colpito la Bosnia, per vedere se in realtà ci sono danni e altre cose. Perché quello in Romania no, non ci sono danni, non ha provocato danni, già l'hanno confermato, anche perché il sito era rumeno, quindi lo hanno detto già. Questo della Bosnia hanno detto che si temono danni nelle vicino all'epicentro, però poi non ha detto più nulla. Ciao Lupus, buona cena pure a te, ci sentiamo più tardi. Io alle 8:30 devo andare a un compleanno dei miei nipoti, quindi vado a festeggiare la torta ai miei due nipoti che fanno 4 anni. Spero che non crolli il McDonald's perché quelli sono capaci di farlo cadere. Speriamo. È come si dice che 10 hai avuti là. Tutte e due messe insieme sono come mamma mia. Starci e Ashkid sono tutti e due insieme. Questi faranno cadere il McDonald's stasera, sono sicuro. Sono tipo che le cariche batterie Duracell non si scaricano, quindi camminano sempre. Grazie, Paghi. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo dopo.